A4 sono partite questa mattina da San Donà di Piave i feretri delle 7 vittime del drammatico incidente in autostrada e furgoni scortati da una staffetta fino a Riccione nel pomeriggio. La Camera ardente. Tanti privati cittadini in silenzio fuori dai cancelli a portare omaggio alle salme a un dolore che conosciamo bene, raccontano commossi chi in passato ha perso il figlio, chi la sorella. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 8 anni di reclusione per Alin Marinica, il 29enne che nel 2019 provocò l'incidente e costato la vita a 4 22enni a Mosile. Aggredito, rapinato dell'incasso in pieno giorno a Mestre, il racconto di un commesso che doveva depositare il contante in banca tramortito con un pugno. Tenta di rubare il portafoglio di un'anziana in un supermercato a Fonte nel Trevigiano, fermata una 25enne di Trento. La giovane, già nota alle forze dell'ordine, prende il reddito di cittadinanza. Baristi e ristoratori padovani si appellano al capo dello Stato. La tempesta perfetta creata dal caro energia e l'aumento del costo delle materie prime rischia di far chiudere molte attività. Presentata a Longarone la candidatura del Veneto come regione europea dello sport per il 2024, tante le ricadute positive in caso di assegnazione, non ultima quella economica. TG Veneto, ben ritrovati, buonasera. Partiamo dalla strage in A4 perché sono partite questa mattina da San Donà di Piave le 7 vittime di quel drammatico incidente, i feretri scortati, e a questa sfilata, questa triste sfilata, hanno assistito tanti cittadini. Sono partiti poco prima delle 10 dall'ospedale di San Donà di Piave i furgoni delle onoranze funebri con un carico di dolore e lacrime. Le 7 vittime della strage in autostrada sono tornate a Riccione, dove è stata allestita la Camera ardente, insieme, uniti in un tragico destino. Qui erano arrivati per andare in Friuli, per festeggiare, per seguire un progetto che riguardava i ragazzi disabili. Purtroppo qui hanno trovato la fine del percorso, ne inizierà un altro per loro. Ecco, voglio pensare questo e che tutti e 7 oggi abbiano iniziato un percorso diverso. Da San Donà sono stati scortati fino al casello autostradale, poi una staffetta senza fine in ogni città li ha portati fino a Riccione. È un evento che ha toccato i cuori di tutti. Il nostro auspicio adesso è che questa tragedia possa trovare forma per rinascere, perché ha portato in un modo molto doloroso però alla luce una realtà di persone che avevano dato gambe a dei sogni belli. È il compito di tutti adesso continuare in quella strada e continuare a incarnare quei sogni. L'immenso abbraccio della città che oggi ha salutato l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, la responsabile educativa della cooperativa Cuore 21 Romina Bannini, morta poco dopo, e gli ospiti del centro Francesca, Rossella, Maria, Valentina e Alfredo. Siamo tutti vicino alle famiglie, ci stringiamo a loro. Purtroppo oggi è una giornata tristissima e non ho altre parole purtroppo da aggiungere. Nel pomeriggio è stata aperta la Camera ardente e domani alle 14:30 si terrà il funerale allo stadio comunale di Riccione per permettere a tutti di poter salutare le vittime. Sarà presente anche il sindaco di San Donà Andrea Cereser insieme al comandante della polizia locale che porterà il gonfalone della città. Domani a Riccione sarà il lutto cittadino. A Noventa di Piave la cittadinanza è invitata ad esprimere ai familiari il cordoglio della comunità con un minuto di silenzio alle 14:30 in concomitanza con la cerimonia funebre. Un ultimo atto di una tragedia senza fine. L'immenso abbraccio della città a queste 7 vittime. Sono arrivati nella prima mattinata e sono rimasti davanti al cancello dell'obitorio di San Donà, silenziosi, occhi colmi di lacrime. I cittadini hanno voluto essere presenti per abbracciare le 7 vittime, ognuno con una storia alle spalle. Io abito a Jesolo, ho il compagno che lavora nel 118, quindi in questi casi qua, poi ho perso anche un bambino e un figlio, quindi per un dolore di una mamma è immenso. Mi dispiace tantissimo che purtroppo queste cose non devono accadere, ma è una strada, purtroppo. Io ho mio nipote che ci lavora sempre su quel tratto lì, mi dice sempre che è molto pericoloso. E oggi lei ha voluto essere qui presente per salutarli? Volevo salutare, sì, perché so cosa vuol dire. A me è morta una sorella in un incidente tanti anni fa e so cosa vuol dire. Sarebbe meglio evitarle queste cose qua e la politica dovrebbe interrogarsi. Basta, grazie. Una tragedia troppo grande anche solo per poterla spiegare. Non si possono spiegare queste cose qua.
non si possono assolutamente spiegare. Qualcuno entra, prega e scuote la testa. È una tragedia troppo grande, ci dicono. Voi siete cittadini di San Donato? Di San Donato, sì. Un grande dolore per tutti. Avete voluto essere presente per... Sì, anche ieri sono venuta qua. Sì. Un ultimo saluto a questi ragazzi, a questi... Mi dispiace tanto, un dolore forte. Un dolore composto, il corteo è partito ed i cittadini con i loro dolori tornano alla vita quotidiana, sperando di non vedere più immagini come queste. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 8 anni di reclusione per Alin Marinica, l'elettricista di 29 anni romeno di Musile, per aver provocato l'incidente stradale che a luglio 2019 costò la vita a 4 ventunenni di Musile, Riccardo Laugeni, Eleonora Frassona, Leonardo Girardi e Giovanni Mattiuzzo, e il ferimento della quinta passeggera Giorgia Diral. La sentenza arriva a conclusione di un processo celebrato con rito abbreviato, con uno sconto automatico di 1/3 della pena, partita da 12 anni di reclusione. La notte dell'incidente l'auto condotta dal 29enne procedeva ad una velocità di 100 km all'ora, dove il limite è 70. Rientrando da un sorpasso, la vettura è entrata in collisione con la fiancata a sinistra della Ford Fiesta guidata da Laugeni, che viaggiava a 77 all'ora, facendola finire nel canale. Ancora la cronaca, aggredito e rapinato dell'incasso in pieno giorno. Siamo a Mestre, un pugno in pieno volto, il malvivente è riuscito a tramortire il commesso che doveva depositare il contante in banca. Uno gli ha chiesto un'informazione e gli ha tirato un pugno e l'ha sdraiato per terra. Un giovane dipendente di un negozio in piazzale Candiani è stato colpito e rapinato per strada nel centro di Mestre in pieno giorno. Il bottino, l'intero incasso della giornata, che ammonta a diverse centinaia di euro. Erano quasi le 16 del pomeriggio quando un uomo in bicicletta di circa 30 anni lo avrebbe interpellato in lingua francese chiedendogli l'elemosina nei pressi della banca dove il dipendente doveva versare il contante. Probabilmente solo una scusa per avvicinarlo, per poi tirargli un pugno in pieno volto e rubargli il contante che aveva messo nella tasca posteriore dei jeans. Intelligente il tipo, coi soldi che escono dalla tasca. Erano in una busta trasparente. Bene, prendetemi. La polizia è intervenuta, ma il rapinatore ha fatto in tempo a dileguarsi. Rimane la paura per residenti e commercianti che da tempo prendono ogni precauzione per non farsi derubare. C'è da stare attenti. Che attenti, infatti vedi, io cammino con il portafoglio davanti, però cosa vuoi? Periferia ancora peggio, e non c'è niente da fare, bisognerebbe tirare le orecchie, ormai non serve più, dobbiamo prendere provvedimenti più solidi, più tenati, perché questi ragazzi non li tieni più. Tenta di rubare il portafoglio ad un anziano in un supermercato. Siamo a Fonte, nel Trevigiano. È stata fermata una 25enne residente a Trento. La giovane percepisce il reddito di cittadinanza. 25 anni, un marito, 4 figli ed una fedina penale davvero lunga. Conosciuta alle forze dell'ordine, non è la prima volta che viene fermata, non lavora almeno legalmente e percepisce il reddito di cittadinanza. Ieri la giovane residente a Trento è stata arrestata dopo aver messo le mani nella borsa di una donna di 78 anni. Ha preso il portafoglio facendosi aiutare da un minore, il nipote del marito. I due hanno approfittato di un attimo di disattenzione dell'anziana che aveva lasciato la borsa nel carrello, ma il gesto non è passato inosservato agli uomini della sorveglianza del supermercato Dionè di Fonte, che sono immediatamente intervenuti bloccando la donna ed il ragazzino in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Erano stati proprio loro, i militari dell'Arma, ad avvertire della coppia di giovani che già da qualche giorno si aggirava nel negozio, verosimilmente per prendere di mira anziani intenti a fare la spesa con l'obiettivo di sottrarre loro portafogli ed effetti personali. Quando nelle immagini delle telecamere sono stati visti nei paraggi del supermercato, i militari hanno allertato la sorveglianza. Oggi si è svolto il processo per direttissima per tentato furto aggravato. La donna, che ha confessato il reato davanti al giudice, ha patteggiato 3 mesi ed una multa di 100 euro ed è stata rimessa in libertà. Il minore è stato invece deferito all'autorità giudiziaria minorile per gli stessi reati.
Baristi e ristoratori padovani si appellano al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La tempesta perfetta creata da caro energia e aumento del costo delle materie prime rischia di far chiudere molte attività. Sentite. Non abbiamo più tempo. Ormai il fattore tempo è diventato il primo fattore critico nostro. Stiamo continuando a ricevere bollette stratosferiche. Il costo delle materie prime ormai ha raggiunto aumenti intorno al 200%. Cosa dobbiamo fare? Ormai non abbiamo neanche un interlocutore, ecco perché abbiamo deciso di chiedere un incontro al primo cittadino d'Italia, l'unico punto di riferimento in questo momento in mezzo a questo marasma. I baristi e ristoratori padovani chiedono un incontro al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non c'è più tempo, dicono, il prezzo delle materie prime e il caro energia rischiano di schiacciare le imprese. Dopo le manifestazioni, gli incontri coi politici e i suggerimenti sulle azioni da mettere in campo per il risparmio energetico, è stata così scritta una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica che sarà firmata dal Presidente Appe, Erminio Alaimo, dalla Presidente del gruppo pasticceri Federica Luni, ma anche da centinaia di esercenti titolari di bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie. Abbiamo chiesto un appuntamento e abbiamo scritto una lettera col cuore in mano a nome non solo dei pubblici esercizi che rappresentiamo, 3.000 su Padova e provincia, ma a nome anche dei collaboratori, dipendenti, famiglie, perché se noi abbiamo problemi, anche le nostre famiglie hanno problemi. Ecco perché è partita la raccolta firme e lunedì 17 partirà la lettera indirizzata al Presidente dell'Italia, Sergio Mattarella. Parliamo di autonomia. Ieri sera dichiarazione shock del leghista Massimo Bitonci a Focus, il talk show condotto dal nostro direttore Luigi Baccialli su Rete Veneta. Sbagliato chiedere 23 materie tutte insieme, ha detto Bitonci, dunque contro la linea di Zaia. Sentiamolo. Cosa penso sull'addizionale e sulle compartecipazioni, e cos'è il federalismo, cos'è l'autonomia, perché nel primo governo Conte 1 non siamo riusciti a portare a casa l'autonomia, e allora tecnicamente, come altre volte, potrei dire nel momento in cui chiedi 23 materie in un anno è difficile, magari come succederà adesso fra qualche settimana. Se noi partiamo invece da una legge quadro, che è la cornice, no? Una legge quadro, e dopo si fanno i decreti attuativi, magari si porta a casa più velocemente, si inizia e dopo si va puntualmente con dei decreti attuativi sulle varie materie. Siamo a Quinto di Treviso, nella Marca. La Regione ha incontrato i cacciatori per fare il punto sulla sospensiva emanata dal TAR rispetto al calendario venatorio regionale. 9 associazioni, l'80% del mondo venatorio veneto, compatte nel voler difendere il calendario regionale dalle decisioni giudicate ideologiche del TAR, che di fronte al ricorso della LAC ha sospeso le 2 giornate aggiuntive di caccia alle specie migratorie previste dal 1 ottobre al 30 novembre, riducendole complessivamente da 45 a 27, e annullato la possibilità di cacciare fin dal 18 settembre, spostando il termine al 1 ottobre, 19 specie comuni, tra cui fagiani. Per il Tribunale amministrativo le motivazioni della Regione sarebbero meno convincenti del parere contrario formulato dall'ISPRA. L'ISPRA rilascia dei pareri che sono obbligatori quanto al fatto di doverli richiedere da parte delle regioni, e non sarebbero però obbligatori o vincolanti sul contenuto. Ed è questo il punto su cui noi veramente dobbiamo riuscire ad affermare la bontà delle nostre scelte, perché diversamente non avrebbe più senso che sia la Regione a prendersi l'impegno di fare un calendario conoscendo veramente la realtà della nostra Regione, ma sarebbe sufficiente che il calendario lo facesse direttamente l'ISPRA, cosa che non è e che non possiamo accettare. La Regione ha impugnato il parere di fronte al Consiglio di Stato, che si esprimerà dopodomani, venerdì, mentre il TAR entrerà nel merito solo il 30 novembre, vale a dire a tempo ormai scaduto. Siamo fiduciosi che il prossimo governo possa anche fare dei cambiamenti a livello nazionale affinché ci sia un giusto equilibrio nel rapporto tra la natura e l'attività venatoria, e non un equilibrio a completo vantaggio dell'ambientalismo radicale. Andiamo a Longarone, nel Bellunese, presentata la candidatura del Veneto come Regione Europea dello Sport 2024. Questo ovviamente porterebbe molto indotto e investimenti sul territorio.
una straordinaria opportunità per mettere lo sport al centro dell'attenzione nella nostra regione. Nuova candidatura per la nostra regione, questa volta come punta di diamante dello sport per il 2024. Del resto il Veneto ha tutti i numeri per aggiudicarsi il titolo. Circa 500.000 atleti tesserati nelle più varie discipline, risultati dal punto di vista agonistico elevatissimi, manifestazioni sportive di carattere internazionale sul nostro territorio. Pensiamo poi all'obiettivo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Perché attorno allo sport ruota un intero comparto economico. Il mondo, in particolare della provincia di Treviso, della provincia di Belluno, vivono del mondo dello sport. Ricordiamoci che la scarpa da sci è nata a Montebelluna. I migliori operatori nella realizzazione di scarponi da montagna sono trevisani. Economia nella produzione ma anche nell'indotto con ricadute turistiche. Questa è la possibile assegnazione per il Veneto. Opportunità che però non finiscono qui, considerando che il Piemonte, regione europea attuale, ha avuto risorse per finanziare finora 822 manifestazioni per un totale di 4 miliardi e 720 milioni di euro. Questo tipo di candidatura è una candidatura a livello internazionale, a livello europeo. Abbiamo una serie enorme di finanziamenti dove una regione che si candida e ottiene questo premio sicuramente può avere un vantaggio rispetto alle altre. Tutto questo con Belluno, che oltre ad essere la provincia più azzurra d'Italia per atleti vincenti nelle varie discipline, si appresta a vivere molte stagioni ad alto tenore sportivo. Ci fermiamo, siamo alle previsioni del tempo, dopo di noi TG Venezia, grazie per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in aumento, bel tempo sul nostro territorio e clima molto mite, anomalo per il periodo. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 13 ottobre. Sul Veneto precipitazioni assenti, avremo un ampio soleggiamento come ci mostra la grafica con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nella seconda metà di giornata nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso e coperto di sera. Temperature lievemente sopra la media stagionale, minime tra 8 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 20 e i 23 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, sole prevalente su pianura e costa, cielo limpido, sui monti un po' più di nubi. Temperature minime sui 10-15 gradi, massime intorno ai 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. La giornata inizierà con locali formazioni di nubi basse e nebbie, ma in rapido dissolvimento, con più sole a seguire. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 23 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.